Oggi ci troviamo qui in fiera a Longarone in occasione del Festival delle Foreste, dove abbiamo premiato i finalisti del premio Jean Junot. Jean Junot era un uomo che piantava gli alberi, un libro scritto che racconta la storia di quest'uomo che piantava gli alberi un anno dopo l'altro, qualche albero nuovo da piantare nelle sue montagne, fino a che, quando ha raggiunto ormai l'età vecchia, si è accorto che passo dopo passo era riuscito a creare un bosco. E per noi è un premio significativo, molto importante. Abbiamo premiato delle persone che si sono distinte con questo obiettivo, cioè quello di far ricrescere, far rinascere i boschi nella nostra meravigliosa regione del Veneto. Veneto Agricoltura ha messo a disposizione 1000 piante che poi questi 4 finalisti decideranno dove mettere a dimora. Ma leghiamo a questo anche la nuova iniziativa di Veneto Agricoltura, che è Ridiamo il sorriso alla pianura padana. È un'iniziativa per cui i cittadini del Veneto possono, una volta che il proprio comune ha aderito al progetto, possono richiedere fino a 10 piante che possono piantare dove vogliono, a casa loro o in un altro luogo. L'importante è che le chiedano e che le piantino. Perché facciamo questo? Facciamo questo perché noi vorremmo che questo simbolo della rinascita dei boschi, che può essere interpretato da Jean Junot, possa essere diffuso nel Veneto, e che nel Veneto, con 5 milioni di abitanti, ci possano essere 5 milioni di potenziali Jean Junot. Il progetto Ridiamo il sorriso alla pianura padana è un progetto che sta andando molto bene, probabilmente dovremo replicarlo anche l'anno prossimo. Veneto Agricoltura ci tiene in maniera particolare, come la Regione ci tiene in maniera particolare, che queste iniziative possano continuare ad andare avanti. Grazie a tutti per l'attenzione.